Scusami, ti ho fatto una presentazione bella, alla canzonissima proprio. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, tu mi hai fatto già un primo complimento quando sono entrato, hai detto mi piace la scenografia. Veramente molto bella, molto viva. È molto sciccosa, insomma, è viva. È quella... Quasi quasi la ruberò. Non Quasi quasi la ruberò. Puoi fare telestaco show. Bravo. Ti è piaciuta? È così, veramente molto e mi fa piacere, Franco. allora, se mi copia una persona grossa come te, io sono molto contento perché già... Grossa, ma se ci mettiamo tutti e due vediamo tu schermo però. Senti, zitti come ci fatto voi, ci sei, che così mi hanno detto, sto facendo un po' di... Però mi fanno lo stesso. Io poi me ne accorgo. Veramente sono sceso da sopra stamattina. Si è sceso da sopra? Si è sceso da sopra. Niente, volevo dirti, Franco. Scusami un attimo, visto che tu prima, io ho sentito un sacco di persone che chiamavano da Castellammare, quindi io faccio un salutone per tutta Castellammare e tutti i paesi limitrofi vicino, con un bacione da parte mia, ma particolarmente a Ernesto e a tutta la sua famiglia, con un bacione. Allora hai capito di Ernesto stavamo parlando? Sì. No, Ernesto Massa. Bravo, allora un salutone a tutta la famiglia Massa. Se il maestro ogni tanto ci porta un pochettino di musica, così ci accompagna. Ecco, pronto? È caduto, va bene, io diciamo le cose molto importanti. Speriamo che non si è fatta male. Franco, che cosa posso dirti? Una cosa molto bella. Innanzitutto mi ha fatto piacere di averti qua, anche perché ti ho invitato. Io sono contento per te per una cosa molto. Penso che il microfono mio sia molto alto perché sento che fischia. Sono contento per te perché io sono stato in Australia. Sì, veramente. E ho avuto l'opportunità di parlare con tantissime persone lì e mi hanno fatto il tuo nome. Io sono stato molto ma molto felice. Ma io ho seminato bene, non ho fatto cose male insomma. Infatti io mi sentivo molto gioioso perché siccome che per me era la prima volta andarci insomma, in questa America così bella e richiesta da tutti, no? Bella, però quando sono arrivato là non mi sentivo più spaesato perché dicevo pure se non c'era, però arriva la cassetta di tanti artisti e c'era pure nel cassette 2 questo è il piacere che mi fa, io ho lavorato bene. Io ti volevo dire una cosa che ho detto al tuo segretario questi giorni fa, ci ho detto così, sai che cosa mi è successo? Domenica scorsa sono andato a prendere un maestro che dovevamo fare una posteggia in un ristorante, no, posteggia sta corta in macchina, come dici tu sì, va bene, come si dice? Poi me te lo dico qua più, lui la trovata allora che è successo? Sono entrato in questo ristorante, no? E allora ho detto maestro, facevo così segni per farmi capire, maestro. Allora una vecchietta mi ha visto e tu non ci c'ha cullato i bicchierelli, no? Hanno piato il microfono in mano questi signori che stavano suonando. Signori, è arrivato Franco Staco! In giorno! Pronto? Ciao bellone! Ciao bella! Come stai? Non c'è male, grazie a te siamo ancora seduti qua. Ah, io sono Imma. Imma? Sì, d'Angri. Uè, Imma, come sta? Abbastanza, un po' raffreddata. Imma, hai visto che abbiamo? Abbastanza bene o abbastanza male? No, sto abbastanza male. Ciao Nani, Imma, come mi fa? Che stiamo tutto raffreddati. Bellone, scusami se ti do del tu, ma mi sento così confidenziale. Vorrei sentire la canzone e l'euro. Sì, te la faccio ascoltare subito dopo perché... Comunque voglio dirti una cosa, guarda che io sono più bella di quella ragazza, quindi se vuoi che vengo a battere con te. Oh mamma! No, io ti voglio dire questo, io ho fatto veramente con piacere questo messaggio perché io ho bisogno veramente di una ragazza che lavora con me. Se tu vuoi il numero ci sta, dopo mi chiami, ci mettiamo d'accordo. È pure un'agenzia di ballerini. Lavorativa. Allora disse. Imma, ma tu lo conosci allora? No, come si chiama? Franco Staco, non conosci Franco Staco? Ciao, piacere Imma. Con questo cappello. È bellissimo comunque. Veramente senza cappello io non l'avrei riconosciuto. No, io le sue canzoni le conosco molto bene, mi piacciono. Stavo raccomando, stai usando un microfono. Ti ricordi quella canzone Buon compleanno? Come? Non sto facendo una battuta! Sto facendo una battuta! Insomma, questa è una battuta proprio. Franco! Dimmi, non ho capito. Un pezzettino di buon compleanno. Dai, maestro. E ieri era proprio il mio compleanno, veramente. Tesoro mio, con chi si già si dice poi le cagge stracciate? E ancora non sa scrivere che da già scrivere. O sa, ci sta lontananza, ci sta cercando a tutti e due, ma non lo voglio assillare queste parole.
Oggi è un giorno meraviglioso, è il tuo compleanno. Ti saluto regalato che saccio solo una stella, ma in cambio ti mando questa rosa che ti parla di questa amore e ti dico Sei grande, Franco! Senza cantare! Meno male! Meno male che ci cantare, meno male. Franco, sei grande, guarda. Sì, grazie. Scusami se non ti ho riconosciuto, ma... No, ma ho visto che eri molto abbagliata da Roberto, perciò... No, non guarda io. Veramente, no, siccome che lui ormai questo colore lo porta da anni, invece io me lo sono un pochettino nascosti, capito? Senti, Stallone, tu sai quando me la fai il pezzo? Perché ogni volta che chiamo in una diretta... Ce la fai mai, hai visto? Non mi accontento mai. Senti, Imma, ti giuro, dopo quando finisce Franco, perché adesso sta qua che ce l'abbiamo come ospite, quando finisci ti giuro che ti fai, ma poi tutti i giorni vai in video, l'hai visto il video? Sì, come l'ho visto. Imma, io prendo in considerazione quello che tu hai detto. Prima... Ma no, ma